Buonasera, ultima puntata di A Tutto Campo, ultima puntata della stagione 2018 e 2019. È stata una settimana che ha visto terminare in malo modo il campionato dell'Acragas, perché è stata buttata fuori appunto nella fase finale dei playoff dal Misilmeri, ma parleremo anche di pallavolo, di calcio dalla Serie B alla promozione, tanti servizi. Vi presento subito gli ospiti: il presidente della SEAP Aragona, Nino Di Giacomo. Bentornato, presidente. Buonasera, grazie. L'allenatore della Libertas Racalmuto e grandissimo tifoso dell'Acragas, Alessandro Di Caro. Bentornato anche a te, Alessandro. Grazie, buonasera a tutti. Allora, inizierei proprio dal presidente. Finita la stagione regolare per la pallavolo Aragona, presidente, adesso inizieranno i playoff. Possiamo fare un bilancio di questa stagione che ha visto la SEAP terminare al comando, 66 punti, appaiato appunto alla Santa Teresa, però purtroppo per una questione di differenza set è arrivata seconda. Sì, purtroppo non ce l'abbiamo fatta a vincere direttamente il campionato. Merito e faccio anche tantissimi auguri e complimenti al Santa Teresa di Riva. Sono state più fortunate di noi, perché la nostra squadra ha dimostrato nel girone di ritorno della partita proprio con Santa Teresa di essere più forte, però purtroppo non abbiamo avuto quella fortuna che ci ha accompagnato durante il campionato. Abbiamo perso tanti di quei setti che all'ultimo, proprio a chiusura di campionato, hanno fatto la differenza tra noi e il Santa Teresa di Riva. Anche con il temuto Giar, una grande prestazione delle ragazze sabato. Sì, sabato le ragazze hanno giocato una grandissima partita, hanno giocato perché era importante incamerare 3 punti per il proseguo del nostro cammino, che saranno attraverso i playoff, perché è stata stilata dalla federazione proprio ieri sera la classifica avulsa delle 6 squadre che hanno diritto ad una promozione, e cioè a dire la prima in classifica siamo noi, la seconda l'Orsogna di Chieti, la terza è la squadra di Castellana Grotte, la quarta la Dispoli Roma, la quinta Oria di Brindisi e la sesta di Pizzo. Mi ricorda tutto, presidente, complimenti. Sì, perché ci ho lavorato tanto, perché dato che Santa Teresa era irraggiungibile, abbiamo lavorato tanto affinché noi all'ultimo arrivassimo proprio primi tra le 6, perché ci consentirà innanzitutto di saltare il primo turno di qualificazione, cioè i cosiddetti quarti di finale, dove nel nostro raggruppamento c'è Oria Brindisi e la Dispoli Roma. Sì. Quindi la vincente di queste 2 squadre il 22 di maggio verrà ad Agrigento a disputare la semifinale con la nostra SEAP, e poi, se nel proseguo noi abbiamo la fortuna di continuare, quindi vincere la semifinale, di disputare la finale, siccome si fanno sempre al meglio delle 3 partite, la bella di giocarla ad Agrigento. Quindi è un risultato che è stato fortemente voluto, l'abbiamo ottenuto grazie alle ragazze e al coach che hanno lavorato intensamente per questo risultato. Complimenti alla SEAP Aragona. Ovviamente il 22 maggio tutti al Pala Nicosia per la prima partita con la Dispoli o Brindisi, la vincente di questa partita. Alessandro, te invece volevo chiedere se hai seguito ieri la partita dell'Acragas a Misilmeri, se puoi trarre un po' le conclusioni di questo campionato dell'Acragas. No, io non l'ho seguita e non ero né presente a Carini e né attraverso i social network oppure la televisione, non l'ho seguita. Ho letto semplicemente alcune cose sui giornali, attraverso le pagine Facebook, su quello che scrivono i tifosi o le persone che sono un po' attaccate alle sorti dell'Acragas. Quindi non so cosa è successo, il risultato è pesante, però dico. Ne parleremo dopo, Alessandro, perché abbiamo in collegamento
partiamo subito con la Serie B. Giovanni Di Marco, benvenuto ad A Tutto Campo. Giovanni, parlavamo appunto della situazione del Palermo, sabato partita decisiva col Cittadella, potrebbe essere decisiva solo se, ce lo dirà appunto Giovanni. Benvenuto Giovanni, mi senti? Pronto? Forse c'è un problema di audio. Alessandro, a te volevo chiedere questa situazione del Palermo, a un punto dal Lecce, il Palermo deve vincere. Pareggio col Padova in casa, pareggio a Livorno, probabilmente il campionato, che dici? No, io ci credo in ogni caso che il Palermo raggiunga la Serie A, magari attraverso i playoff. Abbiamo forse Giovanni. Giovanni, mi senti? Sì, molto male per la verità. Ecco, allora dicevamo di questo Palermo, prego la regia di regolare l'audio, la situazione del Palermo con la partita ultima di campionato col Cittadella, cosa potrebbe accadere con una vittoria, potrebbe bastare, potrebbe non bastare? Sì, è una situazione abbastanza, diciamo, delineata. Il Palermo deve vincere e sperare che il Lecce non vinca a sua volta per festeggiare la promozione diretta. È chiaro che il Palermo visto nell'ultimo periodo, prescindere dalla vittoria con l'Ascoli, insomma, non è una squadra su cui fare affidamento al 100%, perché anche dal punto di vista fisico, insomma, sembra essere parecchio in sofferenza, però tra l'altro si troverà davanti una squadra, così come il Lecce stesso, insomma, che non ha ancora chiuso il proprio campionato, perché il Cittadella deve fare punti per conquistare un posto nei playoff, così come deve fare lo Spezia d'altronde al Lecce, per cui sarà una partita vera, equilibrata, con il Palermo che deve mettere in campo non solo diciamo l'esperienza, la voglia, ma qualcosa in più, insomma, per ottenere 3 punti e poi guardare un po' cosa succede dall'altra parte. Sarà una giornata caldissima ovviamente. A proposito del deferimento del Palermo, volevo chiederti se eventualmente l'eventuale penalità andrebbe, diciamo, a ridurre punti in questa stagione o nella prossima, conseguentemente al cambio societario avvenuto qualche giorno fa. Ma guarda, ci sono più situazioni che si intrecciano. Diciamo che intanto il deferimento riguarda, si andrà all'udienza venerdì, però i tempi saranno piuttosto lunghi, nel senso che entro il mese si dovrebbe arrivare ad avere il secondo grado di giudizio e poi eventualmente ci sarebbe ancora il ricorso al CONI. E siccome entro il mese significa essere a playoff inoltrati, stando alla data di adesso, alle date di adesso, io immagino, insomma, che l'eventuale penalizzazione andrebbe casomai diciamo così scontata nel prossimo campionato, a prescindere dalla categoria, un po' come è successo per esempio l'anno scorso con il Chievo per diciamo reati di ordine amministrativo analoghi, non uguali, che ha scontato quest'anno una penalizzazione. Il procuratore federale immagino che venerdì chiederà quella che, diciamo, è farà la sua richiesta. Immagino che sarà anche abbastanza pesante, però sempre facendo il paragone con il Chievo l'anno scorso, Pecoraro chiese 15 punti di penalizzazione, poi ne diedero soltanto 3, e quindi è tutto un discorso molto aperto che insomma riguarda non solo il Palermo ma a cascata anche le altre squadre. Però immagino, ripeto, che avendo ancora tutti i playoff da giocare e non essendo iniziata questa vicenda, ma diciamo dovendo andare un po' per le lunghe nelle prossime settimane, sia logico aspettarsi che l'eventuale penalizzazione venga scontata al prossimo campionato. Giovanni, ultima domanda: che campionato è stato secondo te, al netto delle vicende societarie che hanno... Ma guarda, non si possono scindere. Il Palermo secondo me ha pagato moltissimo tutta questa storia societaria, prima il passaggio agli inglesi, adesso quest'ultima situazione, il rischio di penalità a cui è andato incontro tra febbraio e marzo. Sicuramente la squadra ne ha risentito, anche il mercato stesso. A gennaio il Palermo non ha potuto fare mercato, sarebbe servita qualcosina. Il girone di ritorno è stato giocato praticamente per intero con 4 giocatori, poi si è fatto male Ciocev, insomma tutta una serie di situazioni che hanno condizionato per forza di cose
il rendimento della squadra. La spinta del pubblico stesso è venuta meno perché c'è tuttora tutta una situazione di scetticismo riguardo alla situazione societaria, perché è vero che il passaggio è avvenuto, però è pure vero che la situazione debitoria rimane comunque molto pesante, complicata. C'è il discorso del deferimento, c'è anche una richiesta di commissariamento la cui udienza civile è stata spostata dal 3 di maggio al 31. Potrebbe portare a nulla, ma questo è tutto da vedere, per cui ci sono talmente tante vicende che si intrecciano che io stesso dubito che dovesse andare tutto bene sabato, la gente scenderà in campo per strada ad esultare e a festeggiare, perché insomma potrebbe arrivare la promozione, ma potrebbe anche arrivare qualche notizia spiacevole fra 1, 2, 3 settimane, per cui è tutto in sospeso, sarà un'altra estate caldissima. Sarà un'estate caldissima, appunto. C'è una domanda di un nostro ospite, Alessandro Di Caro. Prego, Alessandro. Scusa, ciao Giovanni, Alessandro De Caro. Ciao. Tu hai parlato moltissimo su quello amministrativo, sul lato diciamo dei problemi di dirigenza. Io ti voglio fare invece una domanda prettamente tecnica per quanto riguarda l'ambiente da quando è arrivato Delio Rossi. Come lo vedi, dato che tu vivi a Palermo e vivi anche i momenti della squadra, sotto forma di allenamento, anche di prestazioni mentali? La squadra la vedi migliorata, cambiata o c'è qualcosa ancora che non va? Ma guarda, Delio Rossi è arrivato praticamente alla vigilia di una partita e da quel momento in poi si è giocato ogni 3 giorni, quindi dal punto di vista tattico non ha potuto incidere granché, ma ha portato degli accorgimenti di pochissimo conto, qualcosa si è vista, ma della serie, che ne so, il giocatore X spostato un po' più indietro rispetto a quell'altro, ma dico poca roba, ma perché non ha avuto tempo a disposizione. Gli allenamenti di Delio Rossi sono stati defaticante il giorno dopo la partita e quasi immediatamente dopo la rifinitura. Adesso c'ha questa settimana intera, dal punto di vista atletico non ha potuto ovviamente incidere, cioè siamo troppo in là con la stagione per fare un richiamo di preparazione, ammesso che ce ne fosse bisogno. Il Palermo paga dal punto di vista atletico perché, ripeto, ha comunque dal punto di vista numerico, soprattutto a centrocampo, giocatori contati, e quindi va da sé insomma che le fatiche si fanno sentire. Dal punto di vista motivazionale, insomma, io credo che qualcosa Delio Rossi abbia dato e nel caso di playoff potrebbe dare ancora di più, perché insomma ci sarà da fare un altro mini campionato. Al momento non mi sento di dire che ha potuto dare granché, perché insomma non ne ha avuto appunto l'occasione. Grazie Giovanni per il tuo intervento. Ciao, a tutto campo. A tutti, Ciao, grazie. Ringraziamo Giovanni Di Marco, giornalista di Sky. Allora, vediamo subito i risultati e classifica di Serie B per quanto riguarda il torneo cadetto, la penultima di campionato. Sabato prossimo appunto si chiuderà il torneo. Spezia Crotone 2-0, Cremonese Brescia 0-0, Ascoli Palermo 1-2, Venezia Pescara 2-2, Cittadella Verona 3-0, Benevento Padova 3-3, Livorno Carpi 1-0, Salernitana Cosenza 1-2. Si sta giocando Foggia Perugia, importantissimo per la salvezza della squadra pugliese. La classifica dovrebbe vedere al comando il Brescia, ormai in Serie A dopo 8 anni, il ritorno della squadra. Vediamo se la regia mi passa la classifica. Al secondo posto il Lecce con 62 punti, vediamo, c'è stato un problemino forse con la classifica. Come vedi, Alessandro, la promozione del Brescia è stata meritata perché è rimasto in vetta fino all'ultimo, lo vediamo, e il Lecce a 63 punti, che fino a 2 anni fa non dimentichiamo che giocava in Serie C con l'Agragas. Sì, ma poi il Brescia l'ha strameritato e poi ha un organico misto tra giovani e anziani che è di tutto rispetto. Abbiamo il nostro giocatore della provincia di Caltanissetta, di San Cataldo, che ha fatto la differenza in Serie B e merita anche la Serie A, questo ragazzo, perché è molto molto forte. Palermo 62 si giocherà tutto sabato prossimo con Palermo Cittadella e Lecce Spezia, che ha la disperata ricerca di punti per la zona play-off. Non dimentichiamo diciamo che c'è un punto lo separa dal Pescara, ma si deve guardare dalla Cittadella, perciò diciamo è un incrocio di partite tra Palermo Cittadella e Lecce Spezia molto importante ai fini della classifica. Passiamo alla Serie C, dobbiamo avere un altro
collegamento. Io volevo intanto chiederti, Alessandro, come hai visto la promozione della Juve Stabia di Bruno Visente in Serie B, inaspettata per certi versi? Ma relativamente inaspettata, perché è una squadra forte, quadrata, con un ottimo allenatore e una dirigenza che ha la capacità di portarla in B e di fare pure bene in B. Poi sono contento perché abbiamo avuto questo giocatore da Agrigento, tra l'altro sposato con una giocatrice della SEAP Aragona, e quindi ci fa onore anche questo. L'ha meritata. E quello che ha deluso è il Catania quest'anno. Il Catania ha deluso tantissimo sotto tutti i punti di vista, perché era la squadra che doveva ammazzare il campionato e invece si ritrova a giocarsi i playoff e non in una posizione ottimale. Questo è un guaio. Come hai visto il ritorno di Sottil in panchina? Proprio oggi Novellino è esonerato e è ritornato Sottil. Ma sai, il calcio è strano, io non capisco perché deve esonerare un allenatore che hai scelto all'inizio, dopo a 7 partite dalla fine, 6 partite dalla fine, lo mandi via per dare che cosa? Una scossa allo spogliatoio, poi lo richiami per fare cosa? Dare un'altra scossa allo spogliatoio. Un po' come ha fatto il Palermo a 3 cioè, giornate alla fine con Stellone, ha richiamato. Ma vedi, con De Rossi ci può stare, ti spiego il perché, perché De Rossi è stato un allenatore del Palermo, è colui il quale ha salvato il Palermo all'ultima partita e ha pianto per il Palermo. Quindi la scossa di De Rossi non la sta dando alla squadra, ma al pubblico di Palermo. All'ambiente. All'ambiente che poi sarà importante come contorno alla squadra. Va bene, vediamo, abbiamo in collegamento proprio Stefano Auteri da Catania, appunto ci spiega un po' cosa sta accadendo nella zona appunto in Serie C appunto con il Catania per questa importante esonero di Walter Novellino e il ritorno di Sottil. Ben tornato da tutto campo Stefano. Non sento Stefano Auteri, pronto? Stefano, mi senti Stefano? No, c'è qualche problema? Io vi sento, ecco, non so se mi sentite. Sì, va bene. Sì, allora Stefano, cosa sta accadendo a Catania? Il pubblico, ho letto un po' qualche commento sui social, rumoreggia, questo ritorno di Sottil non è stato poi molto gradito dai tifosi, non sappiamo fino a quanto dai giocatori. Sì, è una situazione un po' particolare, una situazione che è nata dopo tutte le vicissitudini di quest'anno. L'arrivo di Novellino non ha cambiato certamente il trend di un Catania che, pensate, ha messo a referto solamente 15 punti nelle ultime... Non sento più Stefano. Pronto? Stefano? Togliti la cuffia, togliti la cuffia. No, forse il jack della cuffia mi dicono dalla regia, possibile? No, c'è qualche problemino allora tecnico, vediamo di risolvere. Io direi di fare vedere nel frattempo che la regia ripristina il collegamento, la classifica dei risultati della Serie C. Così scorriamo: Bisceglie Cavese 4-3, Catania Reti 1-1, Catanzaro Trapani 6-3, Juve Stabia Francavilla 1-2, Monopoli Siracusa 4-1, Paganese Viterbese 1-0, Potenza Vibonese 1-0, Regina Matera 3-0 a tavolino, Leonzio Casertana 0-3, ha riposato il Rende, un po' sorprendente appunto il pareggio del Catania a Rieti che stenta, ma anche il risultato di Catanzaro. Alessandro, Catanzaro Trapani 6-3. Stranissimo, tra l'altro il Trapani vinceva pure, il Catanzaro doveva fare i punti, queste partite alla fine quando tu sei tranquillo, ormai il Trapani ha raggiunto la posizione del secondo posto, del secondo posto, però... Vedi, 73 punti per il Trapani, 67 il Catanzaro, 65 il Catania, che riposeranno nel primo turno dei playoff. Invece andranno nei playoff per la prima fase Potenza Rende le partite, poi Francavilla Casertana e Regina Monopoli. Partita unica, partita secca, il pareggio fa qualificare la squadra meglio classificata, un po' come è successo diciamo, certo, nelle categorie più basse. Qualche pronostico su Potenza Rende, Francavilla Casertana e Regina Monopoli? Alessandro. Ma Potenza è una squadra, una neopromossa in C, ed è una squadra ben costruita. Allenata dall'alto da Raffaele. Forse abbiamo di nuovo Stefano Auteri. Stefano? Pronto? No, abbiamo qualche problema con Stefano. Va bene, io
Chiudiamo allora il collegamento, praticamente, se non riusciamo a ripristinarlo. Ti ringrazio, Stefano, comunque per l'intervento. Pronto? No. C'è ancora qualche problema. Vabbè, andiamo avanti. Il Siracusa come l'hai visto, Alessandro? Ma il Siracusa è salvato dai play-out insieme alla Sicura Leonzio. Ma il Siracusa si è sistemato, però il fatto che perde la partita, come lo stesso il Leonzio, voglio dire, è come se le cose vengono programmate prima. Questo non è il calcio. Il Catanzaro che vince col Trapani con 6-3 è come se avesse fatto uno sgarbo al Catania il Trapani. Questa è una cosa che sinceramente non riesco a capire, è strano, molto strano. Scivoliamo subito alla Serie D, abbiamo un blocco di partite che riguarda Roccella Bari, San Cataldese Gia Virtus e Troina Cittanovese. Vediamo i risultati: Portici Turris 2-1, Città di Messina Castrovillare 2-1, Gela Locri 1-2, Nocerina Marsala 1-0, Palmese Ciriale 2-0, Roccella Bari 2-1, Rotonda Messina 1-3, San Cataldese Gia Virtus 4-0, Troina Cittanovese 1-1. Per una classifica che vede appunto il Bari promosso, poi ai playoff Turris, Marsala, Portici e Castrovilla, dunque una siciliana che si giocherà il potenziale ripescaggio in Serie C. Comunque Turris fortissima, forse di un'altra categoria rispetto a queste quattro. Poi Rotonda e Gia Virtus retrocesse in eccellenza, San Cataldese, Città di Messina, Locri e Roccella si giocheranno la permanenza in Serie D. Presumo un San Cataldese Roccella partita unica e Città di Messina Locri, salvo il Messina grazie alla vittoria praticamente. Allora, abbiamo un blocco di 3 partite, poi torniamo in studio, Roccella Bari appunto come diceva e altre 2 partite delle siciliane, vediamo. Serie D, ci sono le partite che riguardano il blocco Serie D. Vediamo se parte il servizio. Addio alla Serie D. Il Bari saluta il dilettantismo presentandosi a Roccella con una formazione ampiamente rimaneggiata. Con la Pool Scudetto alle porte in Calabria, mister Cornacchini sceglie di preservare diversi titolari. Si rivede dal primo Pozzebon che fa coppia con Iada Resta, chance da titolare anche per Liguori. Con 2 squadre che non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato, la partita stenta a regalare emozioni. I padroni di casa si fanno vedere al quarto con Amelio che calcia al lato dai 30 metri. Risponde il Bari con Amlili, il cui destro dalla distanza termina alto. La prima grande occasione per gli ospiti giunge al 36esimo. Bella combinazione tra Neglia e Iada Resta e gran botta dal numero 11 biancorosso, il cui sinistro lambisce il palo alla destra di Scuffia. E al 42esimo il Roccella va in vantaggio, calcio di punizione, dalla battuta si incarica Amelio. Il suo sinistro è semplicemente perfetto, scavalca la barriera e si insacca dopo aver pizzicato la parte bassa della traversa. Il Bari prova a rispondere ancora con Neglia, che salta un avversario e scarica un destro potente e preciso, ma Scuffia si fa trovare pronto. Si va dunque a riposo sull'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa il Roccella torna in campo determinato a chiudere la partita. Al 7° ci prova Messina dalla distanza, Marfella para sicuro. Cornacchini prova a cambiare qualcosa, fuori Pozzebon e Quagliata, dentro Mutti e Nannini. Ma è Mbaye a rendersi pericoloso per gli Arancio Amaranto con una conclusione potente di sinistro che Marfella neutralizza in 2 tempi. Al 60esimo il Bari torna a farsi vedere, cross forte e teso di Neglia, Iada Resta spizza di testa e la palla finisce fuori di pochissimo. I biancorossi spingono e il gol annullato da Loisi per fuorigioco è solo l'antipasto. Liguori lascia spazio all'Angella e il 33 è subito decisivo. Palla dentro per Iada Resta che prolunga, sul pallone si avventa Feola e la sua zampata è vincente. 1-1 e primo gol in stagione per Andrea Feola, che diventa il 18esimo marcatore della squadra di Cornacchini. Dopo un tentativo di Pizzutelli su calcio di punizione è il Bari ad avere il match point, con Neglia che calcia sulla sponda di Iada Resta, ma la conclusione dell'esterno termina al lato di un niente. E in pieno recupero arriva la beffa. Minuto 92, il cross di Pizzutelli è deviato da Di Cesare e l'arbitro indica deciso il dischetto. Proteste e incredulità per i biancorossi per un rigore completamente inesistente, ma Di Giovanni non sente ragioni. Dagli 11 metri si presenta lo stesso numero 10 che di destro batte Marfella e firma il 2-1 finale.
Il Roccella festeggia una vittoria ininfluente, ma che resterà nella storia del club calabrese, mentre il Bari può proiettarsi all'impegno della Pool Scudetto. Domenica 12 maggio sarà il Picerno l'avversario dei biancorossi nella prima gara del triangolare, mentre Avellino e Lanusei si giocheranno lo spareggio per la promozione in Serie C. Titi, è cominciata, San Cataldese già Virtus. Serve in mezzo a tre, serve Sessa. Sessa il pallone per Passanante, il colpo di testa in mezzo, allontana, poi ancora Passanante. Ancora San Cataldese a destra. Ficarrotta salta un uomo, ancora Ficarrotta, arretra, mette il pallone in mezzo, arriva il tiro, la parata di Cascione, sul tiro al volo di Di Stefano, azione ancora viva, c'è Di Marco mette in mezzo, Gambino non ci arriva, c'è una trattenuta, dietro per Calabrese, prova a servire Gambino, non ci riesce, poi Montalbano, arriva il gol dell'1-0 della San Cataldese, ha segnato Corrado Montalbano quando siamo al minuto 16 del primo tempo. Si conclude il primo tempo di San Cataldese Igea Virtus, 1-0 per i padroni di casa. Si attende adesso il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Ripeto, prova a lanciare Montalbano a destra, Montalbano che tiene bene il pallone in campo, mette il cross basso, c'è il tocco di Mussa che rischia, c'è Ficarrotta che va sul destro, ancora Ficarrotta, pallone ancora lì, Ficarrotta il tiro e la rete, arriva il 2-0 della San Cataldese per Ficarrotta vede il taglio di Montalbano mette il pallone in mezzo e scavalca Cascione, arriva il 3-0 dopo soli 2 giri di orologio, siamo al 13° della ripresa, il gol non è di Montalbano ma è di Davide Di Stefano che scavalca Cascione. Ficarrotta che può partire a destra, ancora Ficarrotta, c'è Gambino, il suo tiro deviato per Bruno di tacco, pallone per Gambino, prova il tiro Gambino, la parata di Cascione, Mosca ancora per Bruno, sulla corsia mancina Bruno, vediamo se si accentra, riesce a dare ancora per Mosca, l'assist e arriva il 4-0, arriva il gol tanto atteso di Peppe Gambino quando siamo al 33° minuto, arriva il triplice fischio, si chiude dopo 3 minuti di recupero. Temperatura non proprio primaverile al Silvio Proto per l'ultima di campionato tra Troina e Cittanovese. In campo 2 squadre che hanno già ottenuto i propri obiettivi e che possono giocare i 90 minuti finali in tutta serenità, lo si vede dai volti dei 2 allenatori, Boncore e Zito. Dirige Mori della sezione di La Spezia. Parte bene il Troina al 9°, la conclusione di Chamberlain viene respinta da Cianci, bravo a chiudergli lo specchio. Crucitti è il più guizzante in avvio ed è proprio il capitano ospite a servire un delizioso assist a Cataldo, il cui tiro viene però neutralizzato da Serenari. Troina vicino al vantaggio al 23° con la triangolazione Boscaglia e il mancino di quest'ultimo deviato in angolo da Paviglianiti. La squadra di Boncore preme sull'acceleratore e stavolta è Saba a sfiorare il gol con un tiro dal limite di prima intenzione che fa la barba al palo. Alla mezz'ora è ancora Saba a pennellare per Ruano che fa da sponda per il colpo di testa vincente di Bonfini, gol però annullato per offside. Nel momento migliore del team siciliano sono però i calabresi a passare con Crucitti che fa partire l'azione da centrocampo per poi chiuderla dopo uno scambio stretto tra Cataldi e Abaian con un mancino dal limite che non lascia scampo a Serenari. Troina 0, Cittanovese 1, 21° centro stagionale per Crucitti. La replica dei padroni di casa è però immediata, Locascio parte dalla sua metà campo, dialoga con Jos e calcia al lato. Napolitano la mette per Crucitti che stavolta non colpisce bene il pallone, bravo Ruano ad allontanare. È lo stesso difensore spagnolo a provarci dalla distanza al minuto 47, senza però fortuna, palla alta. Nella ripresa pronti via e Napolitano sfiora l'incrocio con un tiro alla Del Piero. Dall'altro lato il destro rasoterra di Ademo, bloccato da Foti. Ancora l'estremo difensore ospite protagonista al 52° sul tiro da fuori di Chamberlain, volo plastico e palla in angolo.
Subito dopo, cross dentro di Sabba e seconda rete annullata a Bonfini, ancora per fuorigioco. Al minuto 53, bel lavoro sulla tre quarti di Abayan e assist per Napolitano, con Serenari, bravo a dirgli di no con i piedi. Al 55esimo arriva il meritato pari del Troina, Musso allarga verso Jos che la metterà su terra dentro e per il capocannoniere dei rossoblù è un gioco da ragazzi spingerla in rete, 1-1. C'è ancora tempo per una serie interminabile di cambi con tanto di applausi per chi esce, ovvero Bonfini, Jos, Musso e Ruano, ma anche per la bomba del Leo entrato Finocchiaro che si stampa sulla traversa al minuto 80. È l'ultimo sussulto del campionato. Dopo 4 minuti di recupero, Troina e Cittanovese chiudono la propria dignitosa stagione tra gli applausi del pubblico. Secondo campionato da incorniciare per i rossoblù del Patronalì, che dopo aver sfiorato la C nella passata stagione hanno accarezzato i play-off in quella appena conclusa. Bene, rientriamo in studio, abbiamo appunto visto nella classifica un bilancio secondo del campionato del Bari, Alessandro. Vabbè, il campionato del Bari, il Bari ha fatto un campionato a sé, un gestore, una squadra di un'altra categoria con giocatori che possono giocare tranquillamente in C, qualcuno anche in B. C'era Vacca della Turris che si lamentava proprio di questo pensa che la Turris è uno squadrone, è arrivato quasi a 20 punti di distacco dalla prima, quindi lascia immaginare la differenza tecnica, quando è così non c'è storia. Il problema sai cos'è? Che c'è la squadra che punta a vincere, si trova poi una carrozzata come il Bari, hai perso solo denaro. Anche perché poi fai playoff ed è un terno al lotto. La San Cataltese secondo te si salverà ai playout? Secondo me sì, ha i numeri per poterlo fare. Con Gambino in attacco, sì, Raffadalese, sì. Gambino. Me lo auguro di cuore perché è una squadra siciliana, me lo auguro di cuore perché ci sono giocatori della provincia di Agrigento. Il nostro Sicurella, ex Agres. Bravissimo, oltre al Sicurella c'è Gambino che io conosco molto bene e mi auguro che possano salvarsi anche attraverso i playout. Pallavolo, Nino, allora. Si ritorna a giocare, dicevamo, per questi playoff. Che pubblico ti aspetti il giorno 22 per la prima, anche perché sarà alle 20:30? Non avranno scuse i tifosi di Aragona e di Agrigento. Mi auguro che il palazzetto sia pieno, che ci sia l'incitamento perché il pubblico sicuramente farà la differenza. Voglio citare l'esempio se passerà il Brindisi, che il Brindisi è un campo minato, cioè queste ragazze non sono riuscite quest'anno a perdere una partita in casa, quindi ecco, il pubblico sicuramente, io faccio l'appello che mercoledì 22 maggio vengano ad incitare le nostre ragazze, perché è importante che le ragazze sentano proprio il calore, il tifo e la vicinanza dei propri beniamini. Che campionato è stato secondo te? Se c'è qualche ragazza in particolare che ti ha sorpreso, o se c'è qualche ragazza che ti ha deluso? È meglio non dirlo, forse effettivamente questo. Però... No, guarda, è un campionato strano il nostro, perché è stato caratterizzato da tanti eventi che hanno inficiato sicuramente i risultati. Basti pensare all'inizio della regular season, noi abbiamo schierato la Macedo dopo la quinta giornata, sì. Abbiamo giocato a Santa Teresa di Riva alla terza giornata di andata, e là non hanno giocato proprio la Macedo e la Donascimento, che si era infortunata nella prima partita a Castellammare di Stabia. Durante l'anno abbiamo avuto poi la vicissitudine della palleggiatrice Baruffi, che è stata operata, abbiamo avuto i problemi con la Biccari, che è stata un altro mese e mezzo fermo, cioè purtroppo non abbiamo avuto tanta fortuna, però ecco, abbiamo finito il campionato primi in classifica assieme a Santa Teresa per una manciata di 7, e vede la nostra squadra contendersi la vittoria attraverso
i playoff. Vediamole proprio appunto risultati e classifica con i playoff, dovremmo avere anche la grafica dei playoff. Allora, l'ultima giornata, la 26esima, Battipaglia Stabia 0-3, Giarre Aragona 0-3, Nola Pedara 1-3, Xificondol Santa Teresa di Riva 3-1, Arde Palermo Reggio Calabria 0-3, Mediolanum Terrasini 3-0, Riposato Castelvetrano. Per una classifica appunto che vede Santa Teresa di Riva promossa in B1, ma appaiata con gli stessi punti la 6 a Paragona, vedete proprio la differenza 7, diceva il Presidente. La Mediolanum andrà a giocare i playoff, Presidente, il primo Sì, turno, la squadra di Pizzo, secondo me, a parte noi e Santa Teresa che eravamo squadre costruite per il salto di categoria, abbiamo fatto un campionato a sé stante, è la vera rivelazione del campionato, perché ha perso solo nel girone di ritorno solo una partita e ha fatto proprio un continuo vincere fino ad arrivare terza in classifica. Peccato per la Sificondor che per 2 punti non ha aspirato l'impresa, perché la squadra di giovani... Un altro capitolo a parte è la squadra catanese, che è il migliore serbatoio delle giovani isolane. Basti pensare che già hanno vinto l'Under 14 regionale, l'Under 16, è una squadra che fa dei propri giovani sì, la propria arma vincente. Tra l'altro ha dato filo da torcere anche a noi in casa, abbiamo perso ricordo quel 2-0 e poi siamo riusciti a ribaltare il risultato a 3-2. Andiamo avanti, vediamo appunto la grafica dei playoff che dicevamo. Ne parlavamo con il Presidente. L'Aragona giocherà con la vincente di Brindisi, la Dispoli Roma. Tra le 2 squadre quale sarebbe il miglior avversario, Presidente? I migliori non ce ne sono, perché chi arriva a disputarsi la semifinale è una squadra sicuramente forte. Forse la Dispoli per il fatto del campo di Oria, che è un campo molto caldo, però noi siamo pronti ad affrontare sia il Ladispoli che l'Oria, diciamo che non c'è nessuna differenza. Ricordiamo, prima partita il 22 maggio al Palanicosia, domenica 4 giorni dopo si va a Brindisi. Sì, a Brindisi se passa il Brindisi, poi alla Dispoli se passa il Ladispoli, passa il Ladispoli. E poi ecco il bello di questi playoff è che si gioca su 3 partite e c'è la possibilità, qualora non si fa il risultato al ritorno, l'eventuale bella di giocarcela ad Agrigento. Perché siamo stati i migliori classificati, diciamo, Sì, siamo, come dicevo poc'anzi, la migliore in assoluto, come seconda in tutti e 9 i gironi d'Italia, perché la B2 è suddivisa in 9 gironi e noi siamo la seconda migliore di tutti e 9 i gironi. Questo ci consentirà, qualora alla fine di questi playoff non centrassimo il risultato della promozione, a 100% posso sbilanciarmi, siamo ripescati in B1, perché c'è un ranking che permette alla migliore seconda di essere ripescata, anche perché quest'anno la B1 era composta da 12 squadre anziché 14, perché si erano ritirate 2 squadre e quindi già nel girone D della B1 già c'erano 2 posti disponibili, quindi c'è molta serenità, ecco. Anche le ragazze di questo sono coscienti, però loro assolutamente vogliono dimostrare la loro preparazione, vogliono vincere il campionato e non adagiarsi sul fatto che saremmo sicuri ripescati. Questa è una bella notizia. Posso fare una domanda a Giacomo? Io ho notato sulla classifica 66 e poi c'è la terza a 18 punti di distacco, 16 quindi dalle prime, e addirittura quasi 20 punti dalla quarta. Se tu vai a vedere, 48, tutta questa differenza c'è a livello tecnico, o la differenza lo fa un po' la struttura? Allora no, ti spiego, diciamo che quest'anno le squadre proprio fatte per fare il salto di categoria eravamo noi e Santa Teresa di Riva, tant'è vero che abbiamo fatto un campionato a sé, a parte. Poi c'era l'altro gruppo, Mediolanum, Sificondor, Reggio Calabria, Giarre,
Pescara, Nemesi Stabia e Palermo, che erano fatte da giocatrici esperte, però ecco, erano carenti di qualche elemento e di conseguenza non riuscivano a fare la differenza nelle partite, però ti davano filo da torcere, cioè tu per vincere dovevi giocare al meglio senza concederti sbarioni. Ad esempio noi abbiamo perso a Pizzo proprio 3-2 perché abbiamo giocato con molta sufficienza. Stavamo perdendo ad Agrigento col Catania, perdevamo 2-0 perché abbiamo giocato con sufficienza, quindi ecco, era questo gruppo centrale di squadre, erano composte da validissime giocatrici, ma che non avevano niente a che vedere con noi Santa Teresa, perché proprio tecnicamente eravamo le più forti. La qualità era veramente alta delle due squadre. Adesso, prima di parlare di Akragas, io volevo mostrarvi un servizio. Parlavamo poco fa del Brescia che è tornato in Serie A. Proprio domenica scorsa, sabato, Carletto Mazzone e l'Ascoli Calcio ha dedicato una tribuna dello stadio all'ex allenatore romano. Abbiamo confezionato questo piccolo servizio in omaggio al mitico, al grande Carletto Mazzone. Poi torniamo in studio e parleremo di Akragas. Il 30 settembre del 2001 il Brescia affronta l'Atalanta nel classico derby lombardo. Sale Petruzzi, parte il cross, cerca Taric, attenzione a Baggio, rete! Avanti il Brescia, il gol, Roby Baggio, 24 minuti nel primo tempo, Brescia 1, Atalanta 0. Tra i bresciani e i bergamaschi c'è proprio calcisticamente c'è una rivalità eccessiva, e a un certo punto quando perdavamo la tifoseria ospiti sfotteva Mazzone, sfotteva i bresciani, eccetera eccetera. Fui bersagliato da tante offese, mi disse che rispondevo e nel frattempo lui fa il secondo gol. Allora ho capito che si era aperta la partita, allora dico ai tifosi dell'Atalanta mi stavano offendendo. Mo se famo il terzo gol, 3-3, vengo sotto la curva. Baggio alla rincorsa, 46-50 nel secondo tempo, vince l'Atalanta 3-2, punizione per Baggio, il cross morbido in mezzo, deviazione, il pareggio del Brescia, il pareggio della Brescia. Non ho fatto a tempo a dirlo e ha fatto il terzo gol. C'è Mazzone che parte, non lo prendono più, Mazzone sotto i tifosi dell'Atalanta, Mazzone sotto i tifosi dell'Atalanta, è impazzito, non lo tengono più, si è sfogato Mazzone. Da parte mia devo dire la sorpresa del vedere questo signore appunto correre a perdifiato fino in fondo e aspettarlo. Ricordo sulla linea di metà campo e non ebbi bisogno di dire niente perché lui mi guardò e mi disse sì, vado fuori, non c'è problema, vado fuori, e prese il tunnel e uscì dal terreno di gioco. Comunque ho l'impressione, Antonio, che i gol di Baggio, non vorrei sbagliarmi, ecco qua, espulso, sì. Espulso Mazzone forse, sì, espulso Mazzone, si è fatto tutto in campo. Per cui questa mia corsa sotto la curva d'Atalanta è colpa di Roberto Baggio, cominciamo a stabilire bene le situazioni. Questo è uno degli eccessi, se vuoi umani, comprensibili, che gira intorno al calcio, che produce il calcio, ed è positivo secondo me tutto. Eccoci tornati in studio. Mazzone è un allenatore vulcanico, indimenticabile per il calcio italiano.
ma non solo per quello, era proprio sanguigno, genuino. Manca nel calcio di oggi un elemento del genere. Oggi è tutto un po' artefatto. Sì, oggi le conferenze stampa, guarda, ora è cambiato un po' tutto, manca il calcio. Invece mi dicevi che avevi conosciuto Roberto Baggio qualche tempo fa. Ho avuto il piacere di incontrarlo prima a Licata, quando ci fu la partita Licata-Fiorentina in Coppa Italia nel 89. Se la regia passa Alessandro, per favore. Vabbè, basta la mia voce comunque. No? E poi l'ho incontrato a Firenze quando lui era nella Fiorentina e ho avuto anche il piacere di incontrarlo a Milano quando vestiva la maglia nerazzurra dell'Inter, della mia Inter. Un grande personaggio. Allora, adesso dovremmo avere un collegamento, proprio entriamo con l'Akragas, eliminata nostro malgrado dalla Misilmeri 4-0 ieri nella finale playoff, un'espulsione un po' forse, come dire, non ci aspettavamo al 15° del primo tempo di sette case, poi la squadra nonostante questo ha disputato un bel primo tempo. Dovremmo avere un servizio che riguarda proprio questa partita, poi torniamo in studio e dovremmo avere in collegamento il presidente Bottone per fare un po' un bilancio conclusivo e parlare anche di futuro. È arrivato il momento più atteso della stagione, è arrivato il momento di dimostrare che la squadra più forte del girone A di promozione è la Don Carlo Misilmeri. Si gioca al Pasqualino di Carini, Don Carlo Misilmeri contro Akragas, la finalissima di promozione dei playoff del girone che ha visto la squadra biancorossa arrivare al primo posto, poi a pari merito col Marineo, e si comincia subito fortissimo. Calcio d'angolo, lo batte come di consueto Peppernone, la traiettoria è arcuata, Ciombatti e ribatti in aria, poi arriva la conclusione, respinta ai danni di D'Agostino, poi Vitale cerca il batti e ribatti ma viene subito arrestato, poi succede questo, colpo ai danni di Scro, arbitro e guardalinea a colloquio e rosso per 7 case al 15°. Ma non ci sta l'Akragas che reagisce subito, c'è un calcio di punizione battuto da Maniscalco, palla che spiove al lato. Restiamo nel primo tempo, restiamo con le immagini sull'area dell'Akragas perché c'è un altro calcio piazzato, un angolo di Arnone, colpo di testa di Volpini che stacca bene ma la palla rimane alta. Altra chance da palla ferma per la Don Carlo, Cerniglia scodella questo pallone, scatta tardi la trappola del fuorigioco e l'Akragas, e c'è la conclusione di Albeggiano fuori. Ma nella ripresa succede questo, tiro di Arnone, non benissimo il portiere che in qualche modo la tiene viva, ma la serve su un piatto d'argento per il bomber, per il Cobra, per Totò Albeggiano che porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri. Sono passati 7 minuti dall'inizio della ripresa ed esplode la gioia, si sfoga Totò Albeggiano che voleva questo gol fondamentale perché porta i suoi in vantaggio con un uomo in più. Non si ferma la Don Carlo che continua ad attaccare, qui c'è questa palla scodellata in avanti, Grimaudo poi recupera come un caterpillar, si butta dentro, arriva nell'area di rigore, il tocco col sinistro colpisce il palo e sfiora subito il raddoppio. Ma poi il raddoppio arriva e lo firma proprio lui, Alessio Grimaudo. Calcio di punizione, attende solo il fischio e poi pennella questa palla splendida dove il portiere non può arrivare, dove nulla può. Casella e il 2-0 della Don Carlo che di fatto chiude la partita, e anche Alessio Grimaudo giustamente va a prendersi l'applauso, l'abbraccio, le urla di giubilo della sua gente, della gente di Misilmeri. 2-0 Don Carlo, a questo punto partita che sembra finita, è partita che continua a vivere di emozioni tutte a tinte biancorosse e soprattutto con un'altra straordinaria perla di Alessio Grimaudo che firma il 3-0 con questo pallonetto spiazzato Casella. Invisibilio il pubblico del Pasqualino, ma come abbiamo detto non è ancora finita perché nel finale c'è questo calcio d'angolo per la Don Carlo, pallone che si impenna, viene smanacciato in qualche modo, calcio a Vitale, c'è la respinta ma c'è Geraci entrato al posto di Eniche, battuto ancora Casella, 4-0, gioia anche per lui, ma soprattutto dopo il triplice fischio la gioia incontenibile della Don Carlo Misilmeri che batte, strabatte l'Akragas e adesso si presenta alla finalissima per l'eccellenza domenica prossima, campo ancora da stabilire contro l'Acquedolci. Eccoci tornati in studio con un po' la punta di rammarico da parte dei tifosi caracantina. Abbiamo il presidente dell'Akragas, dottor Salvatore Bottone. Buonasera.
Buonasera ragazzi. Allora Presidente, abbiamo visto la sintesi della partita, non so, vogliamo fare un po' un bilancio non della partita ma magari della stagione, che i tifosi non possono fare altro che ringraziare questa società, perché se calcio ancora c'è stato ad Agrigento è solo per merito vostro. Sì, in effetti prima di addentrarsi nell'analisi della giornata di ieri, della partita in particolare, reputo intanto opportuno ringraziare i tifosi, gli sponsor e tutti quanti ci sono stati vicini in questa avventura. Volevamo regalare, come dicevo, se non un sogno, una gioia ai tifosi, associandoci al campionato di eccellenza. Non è riuscito, non è detto che magari un eventuale pescaggio, vediamo con una nuova società più solida ancora si possa non raggiungere questi obiettivi nell'immediato, oppure rifare un campionato di promozione cercando di fare il massimo per raggiungere. Cosa bolle in pentola, Presidente, in società? Non voglio per ora illudere, ancora un po' prematuro, vedremo un poco, è troppo presto, diciamo, il campionato è finito per noi purtroppo amaramente ieri, e ora in queste settimane, in questi mesi che portano l'iscrizione al prossimo campionato, vedremo di fare il meglio per la città e per la tifoseria. Tornando alla partita di ieri, Presidente, l'espulsione di 7 case probabilmente ha pregiudicato un po'. Ieri io non voglio accampare alibi, però riporto quello che è successo così ieri per giusta conoscenza dei tifosi, di quanti ci ascoltano. Siamo stati scortati dalla Podstrada, da Castelvetrano fino a Carini. Questo per far capire un po' l'andazzo di quello che ci aspettavamo arrivando lì. E in effetti, nonostante un ottimo servizio d'ordine, quando siamo entrati negli spogliatoi siamo stati accolti in maniera indecorosa dalla parte di tutti i calciatori del Misilmeri, che ci hanno insultato pesantemente, e questo sotto gli occhi di tutti. Non dico niente di più, niente di meno, perché c'era anche il commissario campo che sicuramente, persona in campo, riporterà fedelmente quanto è successo nelle pre-partita. Dopodiché, che è iniziata la gara, capirete già per la borsa in palio che c'era, che era altissima, per la tensione, chiaramente c'è stata anche una caccia all'uomo. Cosa strana, tutto il primo tempo si è concluso con una nostra espulsione, con 4-5 ammonizioni solo da parte Agragantina. Questo per descrivere un po' l'arbitraggio, che è stato tenerissimo nei confronti dei nostri avversari, invece severissimo nei nostri confronti. Poi, nonostante le raccomandazioni della vigilia per partire ai nostri ragazzi di non cadere nelle provocazioni che sarebbero state manifestate, qualcuno le ha abboccate, purtroppo questo ci ha condizionato chiaramente per tutto il proseguo della gara, e abbiamo terminato dignitosamente pure in 10 nel primo tempo con un'ottima prestazione. Purtroppo nel secondo tempo, con il vento che spirava in maniera fortissima contro poi, e quindi con un'inferiorità numerica, non siamo riusciti più a controbattere le loro offensive. Qualche indecisione dei nostri giocatori, poi la partita è andata come è andata, purtroppo rimane l'amaro in bocca. Avevamo fatto tutto per bene, predisposto tutto, gli accorgimenti, cose, purtroppo tutto è stato vano. Purtroppo queste gare a eliminazione diretta risentono di singoli episodi, di espulsioni, di rigori, di arbitraggi, di cose, purtroppo c'è poco da fare. Beh, Presidente, l'obiettivo nel futuro è di non partecipare a questi tipi di spareggi, ma semplicemente vincere direttamente il campionato, evitare questi spareggi che servono sempre amarezza ai nostri colori. Lo so, purtroppo siamo tutti amareggiati. C'è Alessandro De Caro che voleva farle una domanda. Ciao Totò. Ciao Alessandro. Complimenti comunque, perché considerando che è il primo anno che l'Olimpica Akragas fa il cammino di promozione, aver disputato la finalissima di girone è un vanto. Alla fine purtroppo c'è una squadra che vince e una che perde. Tu hai detto che questa squadra prima della partita avete avuto delle situazioni un po' sgradevoli. A cosa ti riferisci? Siete stati aggrediti? Siete stati offesi? Cosa è successo? Considerando che... considerando che l'Akragas scusami, non è che siamo
Considerando che l'Akragas nelle proprie file ha giocatori di esperienza importanti, voglio dire, non è formata di ragazzini. Guarda, io ho giocato anch'io nel passato, anche in tempi peggiori, quando non c'erano televisioni e quant'altro si giocava. Ti dico, mai mi era successo di vedere una cosa come è successo ieri, ti devo confessare. C'è tutta la squadra del Mesimeri schierata al nostro passaggio con insulti, intimidazioni, c'è stato... è inutile raccontarti nel dettaglio quello che è successo. Mi rammarico solo di non avere col cellulare ripreso le scene che sono avvenute. Spero che qualcuno l'abbia fatto. Questo per non accampare nessun alibi. Poi la gara è andata come è andata. Qualcuno ha boccato purtroppo le provocazioni e poi le sai, queste partite vanno. Però dico, non ci immaginavamo minimamente, dico, nonostante uno schieramento di forze dell'ordine imponente, che potesse accadere quello che era successo. Siamo stati sorpresi veramente, cioè al passaggio insultati gravemente, cioè questo non fa onore. Devo dire che la tifoseria del Mesimeri tutto sommato è composta da famiglie, sono comportati bene e cose, però questi giocatori si sono comportati malissimo, da scalmanati, ti dico una cosa. Comunque, onore ai vincitori comunque che hanno vinto. Sì, diciamo. Ma io infatti poi, guarda, non ho presentato neanche riserva scritta all'arbitro per non omologare il risultato e questo avrebbe sicuramente portato alle lunghe anche il futuro spareggio. Certo, onore ai vincitori e comunque onore anche a questa società che da sola praticamente è riuscita ad arrivare a raggiungere questo obiettivo della finale senza nessun imprenditore importante dietro, un gruppo di professionisti. Grazie a un pugno d'amici avete fatto davvero grandi cose, questo vi fa onore. Veramente abbiamo dimostrato che anche con poco, senza grandissime cose, si può fare calcio, diciamo, a queste categorie ovviamente, giusto? Ti dico, se questa formazione fosse partita dall'inizio probabilmente avremmo evitato questa forte cavolina. Tra l'altro, Presidente, abbiamo qua un altro Presidente ieri che era stata, una gara, diciamo, tutta passata dall'inizio alla fine. Poi abbiamo dimostrato di essere bene, in una partita e mezza avevano fatto 6 gol e proprio l'espulsione anche quella volta in 7 casi poi gli permise di fare 2 gol e accorciare su 42, per cui dico, noi non temevamo il Mesimeri, non avremmo temuto il Marineo da un punto di vista tecnico. Purtroppo le cose sono andate come sono andate, pazienza. Va bene, abbiamo qui anche ospite il presidente della SEAP Aragona, Nino Di Giacomo, ex dirigente dell'Akragas. Me lo saluti, io non vi vedo, quindi un abbraccio a tutti. Grazie, ciao, un abbraccio. Ok, va bene, buona giornata. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie, speriamo nel futuro, ormai l'unica cosa da pensare è che questa società non molli e che riesca a compattare un po' di imprenditori. A distanza di 24 ore ancora c'è rammarico, bisogna giocare adesso con a bocce ferme, rassettare tutto, accettare anche la sconfitta che purtroppo nel calcio ci sta, come nello sport. È chiaro che perdere un giocatore così importante come Michele Settecasi, che è quello che fa la differenza a mio avviso nel settore avanzato dell'Akragas. Però purtroppo quando dice l'espulsione, come nasce l'espulsione, ti fai magari prendere dalla foga, purtroppo capita che c'è il calciatore che ti può stuzzicare, ma tu hai l'esperienza e non puoi lasciare la squadra in 10, quindi non bisogna dare le colpe sempre agli altri, a volte bisogna anche prendere anche le proprie responsabilità. Allora, prima categoria per concludere, i playoff, c'è la grafica, l'Akragas il prossimo anno probabilmente giocherà con una di queste squadre, Empedoclina che ha battuto il Raffatali 1-0 e la Leonfortese che ha pareggiato ma è passato il turno con la Master Pro San Cataldo 0-0, dunque la finalissima sarà Empedoclina e Leonfortese, però ti chiedo Alessandro, la vincente andrà in promozione direttamente o dovrà fare un altro? No, andrà direttamente in promozione. E la cosa che mi dispiace che 2 squadre agrigentine, alla fine una purtroppo viene eliminata, che è Raffatali, però sono contento per l'Empedoclina, io l'ho allenata, l'ho portata in promozione qualche annetto dietro e mi auguro che possa ritornare in promozione, anche perché quest'anno faranno lo stadio nuovo con l'erba sintetica, gli spogliatoi e una parte della tribuna, quindi merita l'Empedoclina
è il Porto Empedocle e il calcio che conta. Certo, è la promozione, è uno dei gradini più bassi dei campionati dilettantistici, però già è tantissimo uscire dalla prima categoria. Si può ripartire da lì. Io ringrazio il presidente della SEA Paragona, Nino Di Giacomo, per l'intervento a questa puntata ultima di A Tutto Campo. Grazie presidente. Grazie a voi e rinnovo ancora l'invito per mercoledì 22 maggio alla prima partita di semifinale che disputeremo alle 20:30 al Pala Nicosia con la vincente di la Dispoli Roma Oria Brindisi. Ok, Alessandro, grazie anche a te per l'intervento. Grazie a voi, mi auguro di poter vedere l'Agragas in campionati importanti. La piazza è quello che merita. Ce lo auguriamo tutti. In conclusione c'è un servizio che riguarda il Feyenoord, ha disputato un amichevole con 120 bambini in campo contro la squadra titolare, appunto la squadra olandese, una iniziativa molto molto divertente e d'impatto. Io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Televita Agrigento per avermi dato la possibilità di condurre questa trasmissione che fu del mitico e grande Gerlando Michalizio, di Carmelo Lentini e di tanti altri illustri giornalisti. Io nel mio piccolo ho provato un po' a rinnovare un po' la programmazione di questo format e spero di esserci riuscito, ripeto nel mio piccolo. Ringrazio mio fratello Giuseppe Barresi, ovviamente Piero Licausi, Arturo Cantella e Gerry Butera e tutti gli ospiti che sono intervenuti in questa lunghissima stagione. Arrivederci, chi lo sa, al prossimo anno. Arrivederci. Il 30 settembre del 2001 il Brescia affronta l'Atalanta nel classico derby lombardo. Sale Petruzzi, parte il cross, cerca Taric, attenzione a Baggio, rete! Avanti il Brescia, il gol, Roby, Baggio, 24 minuti nel primo tempo, Brescia 1, Atalanta 0. Tra i bresciani e i bergamaschi c'è proprio calcisticamente c'è una rivalità eccessiva e a un certo punto quando perdavamo